Buonasera. Si sente? Sì. Allora, l'obiettivo di questo contributo, di questa relazione, è quello di mostrare quali sono i contatti tra due discipline. La gnomonica, a noi ben nota, è una disciplina nuova che si chiama archeoastronomia, nuova perché è stata codificata nel Novecento, ecco. Rispetto alla gnomonica è una disciplina nuova. E andiamo ad andare avanti. Che cos'è l'archeoastronomia? Una semplice definizione per sapere qual è il confronto che dobbiamo fare. La ricerca è lo studio di possibili contenuti astronomici in reperti antichi. Ora io dal 2014, dopo il seminario di Cepalù, dove ho presentato l'orologio o comunque il sito archeologico di Ales in Svezia, che è un sito archeologico e anche un orologio solare, ho approfondito un po' questa materia, questo studio, e ho dovuto riscontrare che nella archeoastronomia, chiamata anche astronomia culturale, la gnomonica quasi non esiste. Cioè è una paginetta, ogni tanto non viene considerata, parte importante della gnomonica. Ora, se rientriamo in questa definizione, tutti i reperti, gnomonici antichi hanno riferimenti culturali, astronomici. Tutti, ripeto, i reperti astronomici antichi che abbiamo trovato hanno riferimenti astronomici, quindi rientrano in questa definizione generale. Questa è una delle definizioni, quella che a me è sembrata la più semplice, la più comprensibile, anche se, essendo una disciplina nuova, ci sono molte definizioni o comunque delle specificazioni ulteriori. Ecco, la misurazione del tempo è il nostro lavoro, cioè la gnomonica. Ma i popoli antichi utilizzavano la gnomonica. Allora, se noi dividiamo così grossolanamente in due momenti, la gnomonica moderna, la nostra, quella che va dal 500 in poi, da Galileo in poi, è prevalentemente impostata, è una materia tecnico-scientifica. Ma nel periodo prescientifico la gnomonica veniva utilizzata, era conosciuta sotto altre forme. Come? Il periodo antico è dall'antichità al Medioevo, sotto forma di costruzione di calendari, sotto forma di conoscenza della volontà divina e le ierofanie. Che significa? I popoli antichi non pensavano alle ore come pensiamo noi, avevano un'impostazione prevalentemente calendariale, costruivano dei calendari e poi, cosa molto importante, essendo molto religiosi, davano un'importanza particolare alla misura del tempo e soprattutto agli astri, che erano considerati degli dei. Con il fenomeno della ierofania, anche il potere utilizzava strumenti gnomonici per confermare o per avere la conferma che Dio era consenziente per il loro potere. Vado avanti velocemente. Io farò riferimento a 3 periodi storici: periodo megalitico, periodo romano e il periodo medievale. Sono 3 esempi tra i moltissimi che si possono fare. Queste qua sono mie scelte così, ma non sono le uniche, forse non le migliori. Comunque ho scelto questi 3. Nel periodo megalitico è molto importante Malta. Malta, questa piccola isola, ha dei siti archeologici di straordinaria importanza, dove hanno costruito dei templi e alcuni, soprattutto questo, ha un chiaro riferimento astronomico e quindi gnomonico. Quale? È costruito orientato con l'entrata verso gli equinozi. Non solo, avanti.
ecco, qua con queste freccette, ecco, alba degli equinozi. All'alba degli equinozi il Sole entra da questa parte, qua c'è un corridoio e colpisce questo sacerdote, tipo un altare. Non avanti, quindi notate già la grande capacità di orientare questi edifici che venivano orientati, vediamo anche in altri casi, con precise conoscenze astronomiche e anche quindi gnomoniche, perché il Sole, quei 2 giorni degli equinozi, entra perfettamente, poi gli altri momenti importanti, perché erano importanti questi momenti anche per gli uomini preistorici, ma anche diciamo adesso, perché i solstizi e gli equinozi individuano le stagioni. Per i popoli antichi le stagioni erano importanti per l'agricoltura, quindi era una questione vitale per loro conoscere esattamente i periodi dell'anno e costruivano quindi dei calendari. Questo è un calendario che ha 3600 anni. Quindi all'alba del solstizio il Sole entra, solstizio, e colpisce questo punto qua. Successivamente l'altro solstizio d'inverno colpisce quest'altro e quindi qua si vede male, colpisce questo punto qua e quindi crea un calendario. Se voi guardate attentamente qua in questa foto che sì, è un po' difficile da... Questo qua è diciamo l'edificio, qua entra il Sole, colpisce questi punti qua nei vari mesi e in pratica lame di luce illuminano parti di questo altare e queste luci corrispondono ad un calendario. Quindi questi uomini avevano la sensazione esatta, la conoscenza esatta dei mesi, dello scorrere del tempo, costruendo un calendario di questo tipo. E questo siamo nel periodo megalitico. Ripeto, da Stonehenge in poi ce ne sono tanti siti, non è che questo qua è uno che ho scelto io, ma anche Stonehenge ha parecchi riferimenti astronomici. L'altro sito che ho trovato e che ho proposto è il notissimo Pantheon. Siamo quindi nel periodo romano. Faccio una parentesi, tutte queste foto sono state diciamo, ricavate da internet o da pubblicazioni che vengono poi citate nella bibliografia. Quindi è il principio che si vuol dimostrare, ma ho sfruttato le foto che sono pubbliche. Pantheon, qui siamo quindi nel periodo di Cristo, 128 d.C. Il Pantheon, cioè Adriano, breve storia, imperatore con grandi conoscenze astronomiche, cosa ha prodotto? Ecco, oltre al Pantheon anche oggi Castel Sant'Angelo, che è il mausoleo di Adriano, con una particolare caratteristica che in mezz'estate, nel periodo di estate, dal Pantheon si vede esattamente il mausoleo e il Sole che sorge. Quindi è anche, non c'erano le case ovviamente, è anche un allineamento particolare che aveva suggerito, che aveva proposto Adriano. Beh, come nasce il Pantheon? Il Pantheon praticamente è una meridiana. Il principio è quello dell'emiciclum, questo qua sono alcune fotografie, quindi il Sole entra da un piccolo foro e illumina la parte ombreggiata di questo strumento e segna le ore. Ora il principio su cui si basa il Pantheon è questo. Quindi come è costruito il Pantheon? Si sfrutta il principio a noi notissimo della culminazione del Sole nei momenti dei solstizi e equinozi, quindi c'è poco da spiegare. Ecco, e praticamente questa qua è una vista dall'alto, è un edificio circolare con davanti un quadrato, un rettangolo che fa diciamo, da
da entrata, molto importante, vedremo fra poco perché. È curiosamente orientato a nord. Quindi se uno va, voi sicuramente molti siete andati, è al buio, cioè l'entrata è buia, perché è orientata praticamente a nord a 5 gradi ovest, a ovest del nord. Perché? Perché per funzionare appunto come un orologio doveva essere orientato così. La caratteristica così costruttiva che a noi interessa poco, ma comunque come è particolarmente interessante, che il raggio del cilindro è uguale al raggio del cerchio e praticamente è un cerchio. Vedete? Questo è un particolare costruttivo che alcuni ricercatori hanno trovato non da molto tempo e che mostra la grande capacità costruttiva. Noi ancora forse non sappiamo neanche il materiale che hanno usato il Pantheon per fare quella cupola. Ecco, vedete, questo qua è un disegno. In pratica la cupola è uguale alla parte del cilindro. Ecco, questo qua è per capire come è fatto anche questo edificio. Andiamo avanti. Il Sole, ecco, avendo l'oculo, il cerchio, comunque il foro circa 9 metri in alto, a mezzogiorno, nei vari momenti particolari, il Sole è quasi allineato all'entrata. Vedete che a solstizio estivo, invernale, è qua su, poi all'equinozio è qua, e a solstizio, il giorno particolare che è il 21 di aprile, entra, è praticamente sull'entrata. Perché? Questa è una delle ierofanie di cui vi accennavo. Andiamo avanti velocemente. Vedete, questa è la cupola. In questo momento il Sole sta illuminando questa parte qua. Questa parte qua corrisponde all'equatore. Quindi siamo agli equinozi. Equatore, la parte superiore, vedremo che il Sole si sposterà e illuminerà questa parte, autunno-inverno, la parte inferiore illuminerà invece l'entrata e soprattutto quest'arco. Vediamo, questo qua è come entra il Sole, 9 metri circa. Questo qua è un disegno che mostra come al solstizio d'inverno, ovviamente il Sole è basso, quindi l'arco di luce o il raggio di luce è alto. Ecco, questo qua è l'oculo, questo qua è il raggio di luce che entra perché il Sole ovviamente è basso. Andando avanti, questo qua è un disegno che mostra l'equinozio di autunno che abbiamo già visto. Gli equinozi, ecco qua, un'altra immagine dell'equinozio. Il raggio colpisce esattamente questo cerchio che diciamo, ho detto che è l'equatore. Altro disegno sempre che mostra i momenti degli equinozi. Andando avanti, il Sole si sposta, questa grata, e arriva sopra l'ingresso. Sopra l'ingresso c'è adesso due momenti particolari. Quando si illumina questo arco, che è stato recentemente scoperto, che ha un significato rispetto alle ricorrenze delle feste romane, nella relazione poi tutte le feste sono elencate, ma soprattutto quello spettacolare è questo. Il giorno della nascita di Roma, il 21 aprile, il Sole illumina esattamente l'entrata, illumina anche l'arco superiore e a questo punto entrava l'imperatore. Era la grande ierofania che mostrava che Adriano, considerato Dio, era voluto dagli dei e quindi ogni anno si ripeteva questo, e ancora oggi si ripete questo fenomeno, non più con l'imperatore, ma con l'illuminazione della parte dell'entrata del Pantheon. Quindi hanno sfruttato conoscenze gnomoniche per motivi religiosi e politici. Perché politici? Perché così i governanti, i re, gli imperatori, anche i faraoni, utilizzavano le conoscenze gnomoniche per avere il consenso del popolo che vedeva questi fenomeni e quindi credeva nel fatto che erano degli dei. Quindi
questi fenomeni gnomonici erano utilizzati anche per scopi politici, oltre che religiosi. Andiamo avanti velocemente, quanto c'ho di tempo? Vai tranquillo. Vado? Sì, sì. Oh, allora rallento. Rallenta. Rallento. Prima del giorno di Natale c'è l'illuminazione di questo arco particolare. E quando si illumina quest'arco, vedete, siamo all'entrata. All'esterno si illumina questo quadrato, che è sotto il portico. Questo quadrato particolare, ripeto, queste qua sono cose scoperte nel 1900, non si erano mai accorti di queste robe qua. È stata una ricercatrice De Franceschini, si chiama, che l'ha trovata e ha fatto una pubblicazione e hanno trovato che quel giorno in cui si illumina questo arco, che è di 9 metri pari all'oculo, contemporaneamente si illumina quel quadrato che è per terra all'entrata. Questo quadrato, diciamo, ha un significato nel templum, cioè la parte, diciamo, quadrata corrisponde alla terra, la parte del cerchio è il cielo. Diciamo, è un codice o comunque una simbologia nota tra i romani. Questo qua è il giorno di Natale, la nascita di Roma, la fondazione di Roma. Poi il fascio ovviamente torna indietro, si sposta verso il centro, il fascio di luce. Una tragedia. Ecco, a solstizio d'estate il sole entra non ovviamente in modo perpendicolare, ma illumina una parte della sala. Non può illuminare in modo perpendicolare perché non è allo zenit, quindi non è. E illumina questo cerchio. Quindi vedete, a questa figura si vede che entra il sole e illumina quel cerchio. Andando avanti, sì. Quindi siamo arrivati, in pratica, siamo partiti dall'equinozio d'autunno, siamo arrivati al solstizio d'estate, e dopo ricomincia da capo con l'equinozio d'autunno. E quindi vedete che il Pantheon in sostanza è un calendario, oltre che essere una chiesa, perché è una chiesa cristiana. Si è mantenuto così perché un re, un imperatore, diciamo, bizantino, l'ha regalata al Papa e non ha fatto una chiesa. Oggi questa è comunque una chiesa, però si è mantenuta così fino ad oggi, sono 2000 anni, perché appunto è stata tutelata. E questo è un periodo romano. Passiamo all'ultimo periodo, che è, diciamo, una roba Mottola. Ora, città o chiese di questo tipo ce ne sono tantissime. Ho scelto questo perché è una roba, diciamo, poco conosciuta. Mottola è un paesino della provincia di Taranto, che ha una grande caratteristica, ha tante chiese rupestri, quindi sono delle grotte dentro delle chiese. Ecco, per dire come utilizzavano la gnomonica, anche qua siamo nel Medioevo, siamo intorno al X-XI secolo, utilizzavano le conoscenze gnomoniche per creare delle ierofanie, in questo caso, diciamo, utili alla religione cattolica. Quali sono? Allora, Mottola, vedete qua, in provincia di Taranto, è un paesino che ha tante di queste chiese chiamate chiese rupestri. Una di queste, ecco, ha questa caratteristica, è così, questo è l'ingresso. All'ingresso, vedete, c'è questa croce, tripla croce, con il foro gnomonico. Questo foro gnomonico colpisce il giorno, diciamo, della nascita o del trasferimento delle spoglie di San Nicola a Bari. Questa immagine, ecco, vedete? Questo è un disegno ricavato da uno studio, entra da questo foro e colpisce questa colonna dove c'è l'immagine di San Nicola
Andando avanti, sono altri disegni che mostrano come studi, diciamo, accuratissimi, e recentemente hanno scoperto anche altre 2 ierofanie che prima non erano note, e questo qua è un ingrandimento dell'immagine, e sono le mani di San Nicola, e colpisce esattamente al tramonto del giorno di San Nicola. Ecco. Queste qua sono altre 2 ierofanie. Ecco, c'è San Giovanni, San Leonardo da Limoges, un'altra ierofania sempre da quel foro, che colpisce un'altra colonna con un'altra immagine, con un altro santo, e poi l'ultima, San Giovanni Crisostomo, un'altra volta, diciamo, quel giorno della nascita di questi santi, il sole entra, colpisce queste immagini che corrispondono a questi santi. Cosa voglio dimostrare a questo punto? Che la gnomonica rientra a pieno titolo in quello che viene chiamata archeastronomia e anche astronomia culturale. Devo dire che invece è ampiamente trascurata. Ora, con queste conoscenze gnomoniche che avevano i popoli primitivi, o comunque anche, sì, diciamo, medievali, ovviamente la gnomonica può entrare a pieno titolo nella cultura chiamata astronomia culturale. Questa è la dimostrazione con i 3 esempi. Quindi la gnomonica entra a pieno titolo in quella ampio contenitore che è l'astronomia culturale, ho chiamato anche archeoastronomia. Grazie.